Ad una settimana dall'avvio della differenziata in tutta la città di Agrigento, i cittadini hanno umori contrastanti. I più civili e di buona volontà postano fieri su Facebook foto dei loro mastelli, felici di aver contribuito a non inquinare il pianeta, ma soprattutto speranzosi di vedersi arrivare una tassa meno salata. Poi c'è chi ha atteso emozionato, come al primo giorno di scuola, che i netturbini ritirassero i propri rifiuti, ma i cassonetti domestici sono rimasti lì. Questo è accaduto e accade in alcune zone, soprattutto del centro storico, fatte di viuzze e scalinate dove i netturbini non arrivano. Quei residenti dovranno portare i propri rifiuti differenziati lungo la strada principale. Poi c'è chi si ritrova i cestelli riversi a terra a causa di cani e gatti alla ricerca del loro pasto e si domanda se con l'innalzarsi delle temperature non arriveranno anche i topi. I più laboriosi iniziano a mettere un po' di ordine ed hanno costruito delle strutture a supporto dei cestelli. Poi c'è chi i suoi mastelli ancora non li ha, almeno 1 migliaio di famiglie è rimasto senza, e questo perché il comune ha fatto male i conti e ne ha acquistati in meno. Come non sono stati previsti i cestelli condominiali. Negli uffici pubblici è iniziata con qualche giorno di ritardo perché non erano state date le direttive e c'è ancora confusione sulle isole ecologiche, su dove siano e quali cittadini che possano conferire lì. Questo è un problema che riguarda soprattutto le aree periferiche come Zingarello, dove il porta a porta non arriva. Ed il neoassessore Nello Amel, subentrato Domenico Fontana, continua a chiedere scusa. Si è registrata una vera e propria inversione di tendenza, l'arroganza è stata sostituita da un po' di umiltà e buona volontà. Si prende coscienza dei problemi perché sì, adesso si ammette che i problemi ci sono e dunque si cerca una soluzione. In alcuni casi viene trovata, come ad esempio con le discariche abusive nate dagli incivili che non fanno la differenziata. Verranno bonificate dalla ditta senza costi aggiuntivi in bolletta, questo almeno per il momento. E dopo il problema degli incivili c'è anche quello degli abusivi. Tantissimi non hanno mai pagato la bolletta della spazzatura e dal comune non esiste un database degli utenti.